c'è un nuovo comitato scientifico, dunque, che nasce per capire un attimino quando possa effettivamente ripartire la scuola. Sì, io ormai sono un po' scettica rispetto a questi comitati scientifici. Questo è il governo che ha varato più comitati tecnico-scientifici della storia. Meriterebbe di essere un po' più pratico l'approccio di questo governo. In ogni caso, ciò che mi dà speranza è che all'interno del comitato scientifico voluto dal ministro Azzolina, che non abbiamo come regioni, che abbiamo visto poco e anche ha dimostrato poco ascolto, però c'è una professoressa molto capace e un luminare nell'ambito della pedagogia dell'Università di Padova, che è la professoressa Lucangeli, e un collega che è stato assessore all'istruzione, alla formazione, all'università e al lavoro di Regione Emilia-Romagna, il professor Patrizio Bianchi. Ecco, diciamo che almeno questi due nomi potremmo averli come ufficiali di collegamento, visto che il ministro ha della difficoltà a confrontarsi, temo perché non ha grandi idee, ecco, da porre. Si sta perdendo tanto tempo, troppo tempo ritiene da questo punto di vista. Decisamente sì, la scuola è chiusa dal 27 di febbraio. Ricordiamoci, tra ordini e gradi di scuola, perché un bambino della scuola primaria non può stare di fronte a un video per troppe ore e deve essere col grande sforzo delle famiglie accompagnato dai genitori. Per quanto tempo possiamo pensare che le famiglie possano essere a casa ad accompagnare i propri figli nella didattica quando parliamo di minori? Per quanto tempo possiamo immaginare che i ragazzi delle scuole, gli studenti delle scuole medie o delle scuole superiori non possano fare i conti con un rientro in una dimensione di gruppo classe, magari con meno numeri, magari con le distanze, magari al mattino e al pomeriggio, alternati. Insomma, queste ipotesi di lavoro non sono state prese in alcuna considerazione dal Ministero fino ad oggi.